Buongiorno e pace a tutti voi. Stamattina pensavo che dovremmo sentirci come quando un condannato riceve la grazia questa mattina. Siamo qui solo per la sua grazia. Come ci sentiremmo se improvvisamente qualcuno ci dicesse: la tua pena è stata cancellata e tu sei libero? Sei libero. La tua colpa non è più necessario che tu sconti la tua colpa. Alleluia. Perché qualcuno ha provveduto. Questo dovrebbe essere il nostro sentimento questa mattina, ragazzi, di saltare dalla gioia, voglio dire. Lo vogliamo fare insieme questa mattina, di lodare ed adorare colui che è il datore della nostra grazia. Non c'è niente che noi possiamo fare per guadagnarci quella grazia. Possiamo solo lodare e adorare colui che l'ha provveduta per noi. Questo è un vantaggio, non avere niente da fare personalmente, anche se sappiamo che Cristo ci ha dato dei compiti e anche delle cose che meglio non fare ed alcune che sono caldamente raccomandate. Ma comunque noi sappiamo che la nostra vita è nelle sue mani e così ci vogliamo sentire questa mattina. E per questo motivo lo vogliamo adorare e lodare tutti quanti insieme e confermargli la nostra fede in Lui, perché Lui è il datore di vita, è il datore di grazia. Amen? Lo facciamo insieme. Amen. Degno
fatto in me. Fratelli, vi chiedo per un attimo di distogliere il vostro sguardo alle cose terrene e volgerle verso l'alto, a quello che Dio sta preparando per noi. Avere le cose, una visione delle cose che ci aspettano nella sua immensa gloria. Dio ha fatto cose splendide per noi e noi siamo nella gioia. Dio ha fatto cose grandi per noi e noi siamo nella gioia.
Gloria a Gesù, alleluia. Non c'è cosa più bella, Signore, di conoscere Te. Non c'è cosa più bella, Signore, di amare Te, servire Te. Signore, grazie perché siamo nella gioia, perché Tu vivi in noi, Signore. Hai dato un senso alla nostra vita. Questa mattina siamo qui per offrirti il nostro culto individuale, personale di ognuno di noi, ma insieme. E desideriamo che questo culto possa raggiungere il trono della Tua grazia, come un profumo d'odor soave davanti a Te. Signore, riconosciamo che tutto quello che noi abbiamo proviene da Te. Riconosciamo, Signore, che Tu sei colui che Ti prendi cura di noi. Grazie per questo giorno. Grazie per la libertà che abbiamo di offrire il nostro culto a Te. Questa mattina vogliamo presentarti i nostri fratelli. Signore, Ti chiediamo di benedire Emanuele questa mattina, in modo particolare, liberarlo da questa situazione, Signore. Per quanti ancora, Signore, sono nel letto di infermità, Signore, Tu sei lo stesso ieri, oggi e in eterno. Signore, questa mattina parla al nostro cuore. Questa mattina noi ricorderemo anche la Tua morte e la Tua resurrezione. Tu sei risorto, Signore, e vivi in mezzo a noi, in mezzo al Tuo popolo. Ma grazie perché attraverso quella morte Tu ci hai liberati, ci hai salvati. Grazie, Padre. Spandi il Tuo Spirito in mezzo a noi. Salva, guarisci, sana, libera, battezza nello Spirito Santo. Fa che ognuno di noi possa accostarsi a questa cena con la piena consapevolezza di quello che Tu hai fatto per ognuno di noi. Grazie, Padre, nel nome di Gesù.
Gesù. La cosa più importante della nostra vita è amare te, Signore. La cosa più importante è conoscerti. La cosa più importante è servire te. Amen. Accomodatevi pure, accomodatevi. Gloria a Dio. Questo è stato il canto che mi ha guidato in tutti i miei anni della fede. Ogni volta lo canto e questa settimana è stato per me un canto di benedizione mentre mi accingevo a prepararmi per la predicazione di questa mattina. Il tema del messaggio di questa mattina, per quanti ci hanno seguiti, hanno anche martedì sera lo studio, ma anche, martedì sera la preghiera e anche giovedì allo studio, ho detto, sto facendo delle considerazioni, le fai a una certa età, quando raggiungi una certa età fai tante considerazioni, inizi a pensare gli anni della tua vita, che cos'è più importante per te. E allora facevo proprio questa considerazione: conoscere il Padre, conoscere il Figlio e conoscere lo Spirito Santo. Intimità con il Padre, intimità con il Figlio, intimità con lo Spirito Santo. Qualche anno fa ho predicato proprio sull'intimità con il Padre. Questa mattina vi predicherò intimità con il Figlio e se Dio vuole poi vi predicherò l'intimità con lo Spirito Santo. Amen. Voglio subito passare alle testimonianze. Grazie a Dio per l'apertura che abbiamo. Vogliamo ringraziare il Signore. Non dobbiamo mai dimenticare, fratelli miei, fino a qualche settimana fa eravamo ancora con le mascherine. Amen. Dobbiamo ringraziare il Signore per la libertà che ci dà. Amen. Alleluia. Allora voglio chiamare Olena, che sapete lei è stata comunque in Ucraina, era andata via e poi è tornata e non ha avuto più modo. Vieni Olena, vieni qui. Non ha avuto più modo poi per ringraziare il Signore, ma allora mi fece una testimonianza ai battesimi a tavola, venne da me e mi disse: pastore, devo raccontarti la testimonianza. E allora io dissi: questo lo devi dire alla Chiesa. E quindi questa mattina è qui e noi vogliamo ringraziare il Signore. Dio ha fatto cose grandi per noi e noi siamo nella gioia. Amen. Gloria a Dio. Pace cari fratelli, pace sorelle, Dio vi benedica. Мир Божий, дорогі брати і сестри, нехай Бог благословить. Слава Ісусу Христу! Amen. E volevo ringraziare il Signore oggi per tutto ciò che ha fatto nella mia vita. Voglio ringraziare per Gesù Cristo, Alleluia. per la sua morte, per la salvezza. Gloria a Dio, è stata una cosa bella nella mia vita, che mi ha salvato, mi ha perdonato, mi ha guarito. Gloria a Dio. Amen. E io oggi voglio testimoniare come sono andata in Ucraina. Un giorno ho avvisato pastore che voglio andare via, non posso più stare qui, voglio stare con i miei figli, sto male qua. E quindi un giorno pastore è venuto a casa mia a trovarmi. Abbiamo pregato insieme e quindi pastore mi ha detto: vogliamo essere anche noi utili per fratelli dove fanno parte i tuoi figli, per la Chiesa, per la tua famiglia. Vogliamo fare qualcosa, io e i fratelli da Chiesa. E quindi mi ha consegnato una busta, un aiuto per fratelli che avevano bisogno. Però io, fratelli, pensavo il desiderio grande di andare a casa, di stare con figli, con nipoti. Quello che succederà con loro succederà anche con me. E invece no, è stato un grande progetto di Dio. Alleluia. Io voglio ringraziarvi tantissimo di tutto cuore per le vostre preghiere. Io le ho sentito molto forti, perché durante il viaggio noi ci siamo fermati in Romania e dopo abbiamo camminato anche per attraversare la dogana.
E persone accanto a me dicevano: ma come mai che noi abbiamo fatto talmente veloce? È stato facile. È solo tutto perché la Chiesa pregava in quel momento. E io sono riuscita a testimoniare perché c'è un grande Dio che può fare queste cose. E quindi quando sono entrata in casa, il mio genero mi ha detto: ma voi avete fatto un po' di strada a piedi? Avete visto che lì in dogana ci sono il camion carichi da roba che è arrivato, ma non possono attraversare perché è un pericolo, ma dobbiamo noi andare a prendere, ma non possiamo perché è troppo costoso. E per scaricare un tir ci vogliono tantissimi pulmini, camioncini, macchine, e quindi non abbiamo possibilità di aiutare i fratelli che veramente hanno tanto bisogno. In quel momento Spirito Santo ha lavorato nella mia testa, perché io sapevo che ho la busta della Chiesa Rifugio in Cristo. Gloria a Dio. Dio veramente ha fatto una cosa meravigliosa, che io sono arrivata nel mio paese in momento giusto. Non giorno di più, non giorno di meno, è il momento giusto, quando la Chiesa aveva bisogno. Gloria a Dio. E voglio anche testimoniare come durante il culto, in una domenica, hanno dovuto andare via fratelli responsabili e portare persone che dovevano salvare. Qualcuno li ha tirato fuori da macelli, ma qualcuno anche doveva portarli via. I fratelli si sono fatti anche domanda: ma oggi abbiamo corso tutta settimana e anche oggi dobbiamo andare, però il Signore aveva già un progetto. E quindi quando li hanno portati dentro in chiesa, loro sono entrati, avevano una vestaglia e ciabatte, non avevano nulla. E il fratello autista ha raccontato che durante il viaggio gli dicevano: adesso noi dobbiamo fermarsi in chiesa, perché lì potete conoscere persone che possono darvi ospitalità. E invece loro hanno iniziato a piangere, hanno detto: noi non abbiamo bisogno di chiesa oggi, portate in ospedale, noi abbiamo bisogno di pronto soccorso. Noi abbiamo bisogno di medico, noi abbiamo anche garze sporche, noi abbiamo anche solo una vestaglia, non abbiamo nulla. E invece il fratello ha detto: no, ci fermiamo in chiesa. Alla fine del culto il pastore ha fatto un appello, quindi loro sono venuti davanti, hanno alzato mano e ha detto: gloria a Dio che qui abbiamo trovato ospedale. Alleluia. Ma guarda che il medico già anche ho guarito, non sentiamo più dolore. Alleluia. Per questo il nostro cuore batteva forte, che veramente il medico ne aspettava qui, ospedale qui, gloria a Dio. Alleluia. Noi nella nostra vita non abbiamo ringraziato mai il Signore per tutto quello che ha fatto per noi. Abbiamo pensato sempre una fortuna. Oggi abbiamo capito che è stata una benedizione e anche salvezza, perché abbiamo conosciuto Salvatore, gloria a Dio. Gloria a Dio. Grazie a Dio. Amen. Due anche parole che voglio testimoniare. Saranno 5 anni come sono entrata qui in questa chiesa. Quando sono venuta in questa chiesa, voglio dirvi una cosa che non so come si può parlare. Io quando sono entrata piena di ferite. Anche io avevo garze sporche. Io sono entrata talmente disperata. A me mi hanno accusato di una cosa che io non ho fatto mai. Io non so neanche a fare quelle cose. E ogni volta che Pastore Gianni diceva: venite qui, venite, vogliamo pregare per persone che hanno bisogno, per persone che stanno male. Io ogni domenica correvo
correvo davanti qui. Però una domenica il pastore ha detto, oggi è quel giorno che Gesù ti aspetta, sarai guarita, sarai liberata. Ho corso davanti qua, perché qui mi aspettava Gesù. Gloria a Dio. E quindi ho pianto davanti chiesa. E voglio dire che pastore Giovanni Palmi ha pianto anche lui con me. Io sapevo perché piango, però penso che Spirito Santo ha parlato al suo cuore. Voglio dirvi che in quel giorno io sono stata qui, in questa chiesa, liberata. Signore mi ha liberato di tutto che avevo io, di feriti, di accuse, di tutto il Signore mi ha liberato. Il Signore mi ha guarito, mi ha cambiato garze, ho ricevuto garze puliti, ho ricevuto un sacco di ricetti buoni, ho potuto perdonare, perché quando il Signore ti libera, quando il Signore ti guarisce, tu riesci a perdonare. E fratelli, sono stata liberata non per un giorno, non per 10, non per 100, per sempre. Gloria a Dio. Amen. Perché il sangue di Gesù è per sempre. Amen. Gloria a Dio. Amen. E sono molto felice. Amen. E contenta che veramente esiste grande Dio. Gloria a Dio. Ogni volta che voglio ringraziare il Signore, cerco parole belle. Dico, Signore, ma quali sono quelle parole belle per ringraziarti, per testimoniare qualcosa di te? Padre, quando penso ciò che fai ogni giorno per me tu, che mi svegli la mattina e mi segui ovunque vado, dirigendo passi miei. Padre, guardo un bimbo, vedo te. Guardo un fiore, scopro te. Alzo occhi e ci sei tu, sempre qui. Dio sia lodato, Amen. Gloria a Dio. Amen. Grazie ancora per il vostro aiuto prezioso, per le vostre preghiere. Amen. Alleluia. Amen. Gloria a Dio. Ok. Gloria a Dio. Dobbiamo imparare ad avere intimità con Dio. Quando abbiamo intimità con Dio, il Signore parla al nostro cuore. Quel giorno che lei stava per partire, ero in preghiera e il Signore mi disse: corri subito da lei, raccogli un'offerta e portala a lei. Io chiamai subito i fratelli, fecero subito un'offerta al consiglio di chiesa, organizzarono tutto, io portai la busta lì. E guardate caso, proprio che caso non è, Dio aveva stabilito ogni cosa. Amen. Intimità con Dio. Gloria a Dio. Adesso c'è anche, vieni pure, vieni. Gloria a Dio, che voleva testimoniare anche domenica. Natalie, alleluia. Pace Chiesa, vi saluto nel nome del Signore Gesù, Signore grande e sovrano sopra ogni cosa, e voglio ringraziare fortemente perché è stato un anno difficile, ma con il Signore niente impossibile. Lui opera sopra ogni cosa. E particolarmente voglio ringraziare per la riunione che ci siamo trovati con le sorelle, ci hanno benedette grandemente e è stato un incontro di grande benedizione, e soprattutto il Signore ha operato attraverso la preghiera, ha fatto grandi meraviglie per tutti e in tutto, e soprattutto abbiamo sentite grande benedizione nell'operato della Chiesa di Marostica attraverso le nostre preghiere. Amen. E voglio ringraziare perché il Signore opera sopra le nostre aspettative. Lui risponde più di quanto noi pensiamo, va oltre e non ci fortifica e non ci giudica, non ci abbandona mai. Alleluia. Anche se cadiamo, Lui ci rialza e è fedele, perché è un Padre pieno d'amore, pronti a darci la mano. E voglio ringraziarlo anche e soprattutto per quest'anno, come è andato per la Chiesa, perché
per come è andata la Chiesa, per il pastore, perché il Signore si usa attraverso questi canali in modo meraviglioso e speciale per portare avanti la sua opera nel mondo, in Italia e anche e soprattutto qua nel territorio. Sia lodato il nome del Signore, il Signore vi benedica. Amen. E pace a voi. Amen, gloria a Dio. Vogliamo ringraziare il Signore anche che sono tornati Anna e Mario. Gloria a Dio, il Signore è buono. Amen, amen. Poi casomai sentiremo qualche domenica quello che il Signore vede in cuore. E poi abbiamo anche una gioia, no? Che il Signore sta operando in questa situazione. Vuoi dire qualcosa? Ok, se no altrimenti so che dopo... Pace a tutti, Dio vi benedica. Ringrazio tutta la Chiesa perché è stata veramente una gioia trovare un affitto. Da 3 mesi che sto cercando casa ma non trovavo. 3 settimane fa mia moglie mi ha detto fermati un po' perché sento che questa cosa ti sta stressando. Ma 2 settimane fa ho visto un affitto e le ho chiesto alla sorella che si avevano messo di volontieri, no? Katia, Karen, Arianna, e le ho chiesto ma conosce questa agenzia e mi hanno detto sì. La figlia del pastore mi ha detto di sì, che il pastore ha comprato la sua casa in quell'agenzia, ma il pastore ha chiamato subito la persona incaricata di questo e mi ha commosso la forma che il pastore si è messo davanti come un papà, no? E veramente c'è una gioia in questa chiesa e ringrazio a tutti quanti per questa gioia. Questa gioia non è mia, è di tutti quanti voi. Grazie mille. A quale tipo di cristianesimo ti rispecchi? Che tipo di cristiano sei? Ci sono varie versioni di cristiani. Tu in chi ti identifichi? Lo devo ripetere? A quale tipo di cristianesimo tu ti rispecchi? Ci sono cristiani tradizionalisti, altri sono radicali, per altri Dio è amore, e lo è, ma alcuni dicono non giudicare e non sarai giudicato. Va tutto bene, fai quello che ti piace fare e segui il tuo cuore. Ci sono alcuni cristiani che la pensano così. Per questi tipi di cristiani non c'è spazio per il ravvedimento dei peccati. Va tutto bene, il Signore mi conosce, sa che sono un peccatore, sa che io sono polvere. Per alcuni devi essere di sinistra, per alcuni devi essere di destra, per alcuni invece devi essere al centro. E per altri proprio della politica non ti deve proprio interessare perché il cristiano non si interessa di politica. Per alcuni basta predicare il Vangelo del Regno e questo è più che sufficiente. Non siamo chiamati ad occuparci di altro, cioè banco alimentare, andare... Noi predichiamo il Vangelo e basta. Il resto ci sono associazioni che si occupano di queste cose. Alcuni mangiano di tutto, altri no. Per essere un vero cristiano devi tenere il tuo corpo in forma, dicono alcuni. Evitare carne o cibi che ti distruggono. Per altri rispettare il sabato, il giorno del Signore. Alcuni sono cattolici romani, altri sono ortodossi, altri sono evangelici di fede battista, battisti risvegliati, poi ci sono i pentecostali e poi ci sono altre chiese, la Chiesa dei Fratelli, poi ci sono gli avventisti,
Poi ci sono i Valdesi, la Chiesa riformata e chi ne ha più ne metta. Ognuno crede di avere la propria verità. Ognuno pensa di essere il vero cristiano. Ma in realtà chi lo è? Chi è il discepolo di Cristo? Chi è colui che lo rappresenta? Cosa bisogna farlo per esserlo? Chi è quello che gli altri vedendolo possono dire: questo è un figlio di Dio? C'è un passo nella parola di Dio che si trova in Seconda Re, al capitolo 4, il versetto 9, che la Sunamita, la donna Sunamita, vide il profeta Eliseo che passava davanti casa sua e lei disse questa espressione: ecco, io so che quest'uomo che passa sempre da noi è un santo uomo di Dio. Pensate, questo passava solo davanti casa loro, eppure lei vide nel profeta: quest'uomo è un uomo di Dio. Chissà che cosa aveva visto in lui. Chissà cosa pensano i nostri vicini di noi. Chissà cosa pensa il tuo collega di lavoro. Chissà cosa pensa il tuo datore di lavoro. Sei un cristiano? Ma sai, io sono anche evangelico, di fede evangelica. Ah, e che significa? Oppure ti dicono: e che differenza c'è fra noi e voi? È vero o non è vero? Differenza c'è fra noi e voi? Il cristiano vero non ha nessuna differenza. Il cristiano vero è colui che ha Cristo dentro di sé. Il cristiano vero è colui che non si sposa una religione ma sposa Cristo. Qua ci vorrebbe un grande amen. Intimità con Gesù. Pochi giorni prima della croce, Gesù prepara i suoi discepoli con una verità che avrebbe sostenuto le loro vite anche dopo la sua morte. È la stessa verità che dice a noi oggi: la cosa più importante da ricevere nella vita nostra è intimità con Cristo, è intimità col Padre, è intimità con lo Spirito Santo. Da questo dipende tutto il resto. Voglio prendere un testo questa mattina che è considerato il testamento di Gesù prima di andare al cielo. È considerato da tantissimi conoscitori delle Sacre Scritture, teologi, il testamento. E questo testamento lo vediamo in Giovanni capitolo 14 e Giovanni capitolo 15. In Giovanni capitolo 14 Gesù consola gli apostoli dicendo che egli ritornerà. Il vostro cuore non sia turbato, credete in Dio, credete anche in me. Nella casa di mio padre vi sono molte dimore, se no io ve l'avrei detto. Forse che io vado a prepararvi un luogo. Quando sarò andato e vi avrò preparato un luogo, tornerò e vi accoglierò presso di me, affinché dove sono io siate anche voi. E Tommaso gli disse: Signore, noi non conosciamo la via. E Gesù gli disse: io sono la via, la verità e la vita. Gesù stava dando un insegnamento dottrinale così forte. Io vedo in Giovanni capitolo 14 e Giovanni capitolo 15 qualcosa di incredibile di questo testamento. Noi leggiamo la Bibbia molto superficialmente, ma dobbiamo fermarci. Leggete Giovanni 14 e Giovanni 15, vedete che insegnamento Gesù sta dando per la solidarietà, per essere solidi, per essere stabili, fermi in un cristianesimo vero, in un cristianesimo genuino, non fatte da dottrine né insegnamenti da uomini né indottrinamento, ma fatto da un rapporto personale con Cristo. Io sono la vite. E qui adesso noi leggeremo Giovanni capitolo 15 insieme. Io sono la vera vite e il Padre mio è il vignaiolo. Ogni traccia che è in me che non dà frutto lo toglie via, e ogni traccia che dà frutto lo pota affinché ne dia di più. Voi siete già puri a causa della parola che vi ho annunciato.
Dimorate in me e io dimorerò in voi. Il vero cristiano è colui che dimora in Cristo e Cristo dimora in noi. Anzi, la parola di Dio afferma, Giovanni al capitolo 14, al versetto 23, Gesù fece questa affermazione. Gesù rispose: se uno mi ama osserverà la mia parola e il Padre mio l'amerà e noi verremo da lui e dimoreremo presso di lui. Vedete la Trinità? Noi, Padre, Figlio e Spirito Santo, verremo e dimoreremo presso di lui. Non c'è un cristiano che è povero, è ricco. Quando sono andato quella volta che ci iscrivemmo al banco alimentare e andai a prendere la roba a Verona al banco alimentare, c'erano tutte le associazioni religiosi che passavano con il camion e li chiamavano una alla volta. E chiamarono uno con il microfono e disse: i poveri in Cristo! E poi un gruppo si fece avanti e andò a prendere con il camion e raccolse le cose. Allora io mi avvicinai a loro mentre aspettavo e disse: ma voi avete conosciuto Cristo? Sì, e perché siete poveri? È una cosa strana. La parola di Dio dice che Egli è morto per arricchirci. Amen. Ma a volte troviamo delle parole, troviamo delle cose che devono toccare il sentimento. I poveri in Cristo, i poveretti. Sapete come si salutavano, ancora tuttora come si salutano i cappuccini, i frati cappuccini? Lo sapete, no? Si incontrano e dicono: ricordati che dobbiamo morire. Mamma mia! Gloria a Dio! Ricordati, fratello, quando si scontrano, ricordati che dobbiamo morire. Gloria a Dio! Dimorate in me, io dimorerò in voi. Come il tralcio non può da sé dare frutto se non rimane nella vite, così neppure voi se non dimorate in me. Io sono la vite, voi siete i tralci. Colui che dimora in me, nel quale io dimoro, porta molto frutto, perché senza di me non potete fare nulla. Dillo a quello che è vicino a te: senza il Signore tu non puoi fare nulla. Con tutte le tue capacità, anche con tutte le tue ricchezze, tu non puoi fare nulla. Se uno non dimora in me è gettato via come il tralcio e si secca. Questi tralci si raccolgono e si gettano nel fuoco e si bruciano. Dimorate in me, le mie parole dimorano in voi. Allora domandate quello che volete e vi sarà fatto. In questo è glorificato il Padre mio, che portiate molto frutto, così sarete miei discepoli. Come il Padre mi ha amato, così anch'io ho amato voi, dimorate nel mio amore. Se osservate i miei comandamenti, dimorerete nel mio amore. Come io ho osservato i comandamenti del Padre mio e dimoro nel suo amore. Vi ho detto queste cose affinché la mia gioia sia in voi e la vostra gioia sia completa. Amen. Gloria a Dio. Fermiamoci qui. Vi ho detto queste cose affinché la mia gioia, Gesù stava affrontando la croce, mancavano poche ore, doveva andare in croce, sta parlando di una gioia eterna. Gesù ha lasciato ai suoi discepoli come eredità, dice: io vi lascio la mia pace. Quella pace che il mondo non vi può dare. Quanti hanno sperimentato questa pace nel proprio cuore? In qualunque situazione, in qualunque modo ti trovi, in qualunque circostanza, anche quando sei in ospedale, quando io stavo entrando in sala operatoria, avevo la pace del Signore su di me perché sapevo che il Signore era lì con me. Alleluia! Avete sentito la testimonianza di quella ragazza che vi ho mandato di 22 anni con un tumore al cervello? Che pace profonda, che gioia sapere che il Signore era con lui, l'hanno operato da sveglia, e lei parlava col dottore.
È bella la testimonianza di quel bambino che gli apre il cuore, devono fare un intervento cardiaco e questo bambino, avendo fatto le scuole domenicali, portate i bambini alle scuole domenicali, mamme, io sono cresciuto nella scuola domenicale, portate i vostri figli alla scuola domenicale perché è importante fin dalla loro fanciullezza che imparano la Sacra Scrittura, la Bibbia e imparano a stare con gli altri. E ascoltatemi bene. Dategli l'offerta ai bambini, insegnategli a donare, mettete dei soldini nelle loro mani che sanno dare e danno in offerta, imparano da bambini a dare, a donare. Quel bambino nell'intervento che doveva avere, il dottore gli stava spiegando che avrebbe dovuto aprire il suo cuoricino. E il bambino ha detto: dottore, quando mi aprirà il mio cuoricino troverà Gesù. Troverà Gesù nel mio cuoricino. Non lo farà del male, vero? E gli ha tratto lode dalla bocca dei fanciulli. Troviamo qui in questo passo, dimorate in me. Questo termine dimorare lo troviamo 12 volte. In questi versi, in 11 versi noi troviamo 12 volte dimorate in me, dimorate in me. Dimorate in me, dimorate in me. Il Signore ancora adesso, questa mattina, ti sta dicendo, nei tuoi problemi, dimora in me, dimora in me. Gesù ha gridato quel giorno: venite a me voi tutti che siete travagliati ed aggravati e io vi darò riposo alle anime vostre. Prendete su di voi il mio giogo e imparate da me, perché io sono mansueto e umile di cuore. Dimorate in me. In chi dimoriamo noi? Quando abbiamo dei problemi, quando abbiamo delle situazioni difficili, dove andiamo noi? In chi dimoriamo? Sapete la prima cosa che facciamo cos'è? Andare a destra e a manca. Andare a chiedere al fratello, andare a chiedere alla sorella, andare a chiedere al pastore, andare a chiedere... Ma il Signore dice: vieni a me. Gesù quel giorno che si trovò davanti alla vasca a Betesda, quell'uomo stava aspettando che le acque si muovessero, perché quando si muovevano le acque, si agitavano, chi scendeva per primo veniva guarito. E Gesù era proprio al suo fianco, l'autore che faceva smuovere quelle acque. Gesù gli dice: vuoi essere guarito? E lui dice: ma io non ho nessuno che mi prende e mi porta nelle acque. E Gesù era proprio vicino a lui. E tante volte il Signore è vicino a noi, che sta parlando alla nostra vita, che dice: voglio intimità con te. Voglio avere un'intimità con te, dammi del tempo per stare insieme io e te. Quanto tempo gli dedichiamo al Signore? Sapete Gesù nell'ultima cena che cosa ha detto ai Suoi? Nell'ultima cena Gesù ha detto: ho grandemente desiderato questo incontro con voi. Aveva un desiderio, stava per andare al cielo, stava per offrire la propria vita, ma aveva il desiderio di stare con i Suoi. L'aveva preparato, vi ricordate? Andate, troverete una stanza, dite il maestro. Una preparazione. Gesù ha grandemente desiderato e Gesù ancora adesso desidera avere un rapporto di intimità con noi. C'è un errore nella Chiesa, ascoltate bene, c'è un errore nella Chiesa. L'errore qual è? Quello di fare, impegnarsi anche per quello che noi stiamo facendo, per le cose, ma io voglio dirti questo: se tu non hai intimità con il Signore, il tuo fare non serve a niente. Devi avere il tuo rapporto intimo con il Signore. Paolo dice: prima che essi mi hanno dato a me, si sono dati prima al Signore e poi mi hanno dato. Vedete, qui parla di frutto, non parla di frutti, parla di frutto. Se uno dimora in me, porta molto frutto. Non dice frutti al plurale, frutto. E sta parlando dello stesso termine che usa anche Paolo nel greco, vuol dire karpos. E questo karpos, questo frutto che Dio vuole da noi, sapete qual è il frutto? È il frutto di un risultato, di un rapporto personale con Gesù. E il rapporto personale con Gesù, Galati capitolo 5 versetto 22, che parla di questo frutto, dice: il frutto dello Spirito invece è amore,
gioia, pace, pazienza, benevolenza, bontà, fedeltà, mansuetudine e autocontrollo. È il frutto, non sono frutti, è il frutto. E questo frutto noi lo possiamo ottenere solo se abbiamo intimità con il Padre, con il Figlio e con lo Spirito Santo. In modo particolare, noi abbiamo un modello. Il modello che Dio ci ha lasciato non è Mosè, Abramo, Isacco, Giacobbe, non è Paolo, non è nessun uomo il nostro modello. Il nostro modello è Gesù Cristo, il Signore. E allora quello che Lui vuole trasmetterci ad ognuno di noi è che noi possiamo essere all'immagine di Gesù. Che gli altri quando ci vedono ci dicono: questo emana un profumo particolare. È il profumo del Signore. Non hanno bisogno di essere indottrinate le persone. Le persone hanno bisogno di sentire il profumo di Cristo nella tua vita. Gesù disse: chi ha veduto me ha veduto il Padre. Toma gli disse: Signore, non conosciamo la via, mostraci la via. Io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Chi ha veduto me, Tommaso, ha veduto il Signore. Era l'immagine di Dio. E l'Apostolo Pietro ce le dice in una delle sue lettere finali: noi abbiamo contemplato la gloria del Signore, l'abbiamo visto nell'unigenito Figlio suo, amato, Gesù Cristo. Abbiamo visto l'amore di Dio, lo abbiamo contemplato, l'abbiamo toccato con mano. Dimorare nel Signore. Il Salmo 91 dice: chi dimora nel ritiro dell'Altissimo alberga all'ombra dell'Onnipotente. Wow! Dimorare nel Signore. Il 90% dei problemi nella Chiesa, sapete qual è? È proprio perché non c'è una fissa dimora nel Signore. Si crescono credenti dottrinalmente. Mio padre mi ha insegnato molte cose da bambino. Quante volte me l'avete sentito dire? E io non capivo, dicevo a papà, ma perché? Io ho bisogno che tu mi parli. E lui mi diceva, quando io andavo da lui: papà, ho bisogno che... Era molto anziano papà rispetto a me, io sono l'ultimo, quindi papà ha avuto me quando avevo 56 anni, 56 anni. E io andavo da lui a dire: papà, ho bisogno di avere una... E lui diceva: sei andato dal Signore a dirglielo? Sei andato da Gesù a dirglielo? Papà, sto Gesù, io devo parlare con te. Io ho bisogno che mi dici tu, vai prima da Gesù e poi me lo dici a me. Non capivo il perché. Ma dopo con gli anni ho capito il perché. Perché ci sono risposte che neanche noi come genitori sappiamo dare. Ma il Signore sì. E quando ho imparato ad andare dal Signore, facevo anche almeno ad andare da mio padre. Perché avevo imparato a confidare nel Signore, ad aspettare i Suoi tempi. Se io abito stabilmente in Gesù, Gesù abiterà stabilmente in me. Se vivo quotidianamente con Gesù, se riposo con Gesù, se sono legato ai ricordi più belli con Gesù, se mi nutro attraverso Gesù, se mi vesto di Gesù ogni mattina, se pongo il mio tesoro in Gesù, se cresco i miei figli in Gesù, se faccio di Gesù la casa terrena, allora Gesù stesso verrà ad abitare stabilmente in me. E allora quando lascerò questa terra, io sono già in Cristo e Cristo è già in me. Perché devo avere paura della morte? Non ho paura della morte, perché mi risveglierò e mi troverò con il Signore. La parola di Dio dice nel Salmo 116: è cosa di gran momento la dipartita dei suoi figli. Wow! È cosa di gran momento la dipartita dei suoi figli da questa terra che vanno alla presenza del Signore. Ho visto la morte
dei fratelli che hanno collaborato con noi, sono stati con noi in questa chiesa, li ho visti andare con il Signore. E sapere che il Signore era lì che li aspettava. E incontrarsi con il Signore. Paolo dice, vivere in Cristo e il morire mi è di guadagno. Gloria a Dio. Ma se vivi in Cristo, vedete, noi qui abbiamo letto, dimorate in me. Nel verso 6 dice, se dimorate in me. Se uno non dimora in me è gettato via come il tralcio si secca. Gesù non dice se non porta frutto si secca. Gesù non sta parlando di questo. Molti insegnano attraverso questo che comunque tu devi fare, tu devi impegnarti, ed è giusto impegnarsi nella Chiesa per l'opera di Dio. Ma Gesù non dice se tu non porti frutto ti secchi. Gesù dice se non dimora in me si secca. È un rapporto diverso, è completamente diverso. Paolo diceva riguardo all'evangelizzazione, diceva l'amore di Dio mi costringe. Io non posso non parlare del Signore. Non posso non raccontare ciò che Cristo ha fatto in me, perché l'amore di Cristo mi costringe a farlo. Cioè io mi sento proprio, è impossibile non farlo. Quello di parlare di Gesù, di quello che Lui ha fatto, di quello che Lui è per me. E così anche noi. Se noi conosciamo il Signore, non possiamo tacere. Non possiamo stare zitti. Perché il Signore è colui che vive in noi e quindi vivendo in noi ci fa vedere la vita in maniera differente. Ci fa vedere le cose in maniera differente. Noi viviamo in questo mondo, ma non siamo di questo mondo, perché Cristo vive in noi. Amen. È importante, fratelli miei, è importante che per un tempo come questo, per quello che noi stiamo vivendo, noi abbiamo bisogno di fratelli e sorelle. La Chiesa deve essere fatta di persone che hanno un rapporto personale con il Signore, che hanno un tempo nella propria vita, quel tempo di dedicare al Signore. Ci sono tante cose che possono impegnare la tua mente, impegnano la tua vita. Sempre di più Satana sta cercando di ottenebrare le menti, sta cercando di prenderti e rubarti del tempo che tu puoi dedicare al Signore. Sai perché? Perché Lui sa la tua potenzialità quando tu ti dai interamente al Signore. Io non so voi, ma ogni giorno che sento le notizie vengo rabbrividito. Ultimamente ci sono le mamme che stanno uccidendo i propri figli. Stanno togliendo la vita. Ma come si può? Cosa succede nella mente di una persona? Che cosa accade? Ma noi come Chiesa ci dovremmo fare queste domande. Ci dovremmo chiedere. Noi abbiamo un messaggio. Noi abbiamo un messaggio. Quanti sono stati cambiati e trasformati dal Signore? E se tu lo sei stato, quel messaggio che tu dai agli altri è capace e potente da cambiare e trasformare le vite delle persone, la mente delle persone, perché Satana sta ottenebrando le menti e lo dice nella sua parola. Più andiamo avanti e più vediamo queste cose. Noi vogliamo ringraziare il Signore perché nelle nostre case abita il Signore. Qualche volta c'è qualche urlo di più, è vero, ma abbiamo il Signore, abbiamo la parola di Dio che ci incoraggia, che ci fortifica, che ci sostiene. Ma quello che sta succedendo intorno a noi, la Chiesa si dovrebbe fare una domanda. Gesù ha detto andate per il mondo e predicate l'Evangelo. L'Evangelo che cos'è? La buona novella, la buona notizia. Gesù è potente da cambiare, trasformare la tua vita. Settimana mi sono incontrato
con un fratello che da poco sta frequentando la nostra comunità e mi ha raccontato di ciò che Dio sta facendo in lui. Poco tempo. E questo mi consola tantissimo, sentire quello che Dio è potente da fare nella vita della persona. Sentiremo la sua testimonianza perché ha deciso di battezzarsi. A proposito di questo, voglio dire, coloro che magari ancora non hanno fatto il battesimo, per favore venitemelo a dire, perché a settembre, lo volevo fare a luglio ma siamo troppo vicini, a settembre avremo di nuovo i battesimi. Amen. Quindi se tu non hai ancora fatto il battesimo, non aspettare, ma dai il tuo cuore al Signore. Amen. Ecco, io avrei terminato il messaggio. Adesso noi ci accosteremo alla Santa Cena. Chiedo ai musicisti di venire quassù. Noi consigliamo, ascoltate, avete sentito che Gesù fece la Santa Cena, l'ultima cena con i Suoi. Questo vuol dire coloro che lo avevano conosciuto, erano stati con Lui 3 anni. Noi consigliamo di accostarsi alla Santa Cena coloro che hanno fatto un'esperienza con il Signore, coloro che hanno fatto il battesimo in acqua da adulti, non da bambino, che il bambino non conosce niente, non sa quello che sta facendo, ma da adulti. Quindi si possono accostare alla Cena del Signore coloro che hanno fatto un battesimo da adulti o l'hanno sperimentato nella propria vita. Potete venire qui davanti, vi prendete una alla volta, uscite, prima questo lato, poi l'altro lato, una alla volta, vi prego di alzarvi in piedi, una alla volta di prendervi il bicchierino con il vino, il bicchierino con, un attimo solo che vi diamo subito, ti puoi mettere qui e li fai accomodare una alla volta, poi loro, e vi prendete il bicchierino con il vino, il bicchierino con il pane. Se non volete il vino, quello in mezzo è succo d'uva. Quindi prendete il succo d'uva, coloro che non bevono vino prendono il succo d'uva che è lì. Quindi potete prenderlo. E poi lo tenete lì e prenderemo la Santa Cena tutti quanti insieme. Amen. Gesù. È stato su di Lui.
Gesù. Grazie Spirito Santo. Grazie Signore. Alleluia a te Gesù. Alleluia. Poiché ho ricevuto dal Signore quello che vi ho anche trasmesso, cioè che il Signor Gesù nella notte in cui fu tradito, egli prese del pane e dopo aver reso grazie lo spezzò e disse: questo è il mio corpo che è dato per voi, fate questo in memoria di me. Nello stesso modo, dopo aver cenato, prese anche il calice dicendo: questo è il calice e il nuovo patto nel mio sangue. Fate questo ogni volta che ne berrete in memoria di me. Poiché ogni volta che mangiate questo pane e bevete da questo calice, voi annunciate la morte del Signore finché Egli venga. Gloria a Dio. Signore, vogliamo ringraziarti che ci hai mandato il tuo Figlio Gesù Cristo a morire sulla croce. Grazie perché è morto per i nostri peccati. Grazie perché in Lui abbiamo avuto la vita eterna. Grazie per questo sacrificio. Questa mattina noi abbiamo ricordato questo sacrificio, ma tutto ciò viene fatto non solo per ricordare quello che tu hai fatto per noi, ma vogliamo anche ricordare che tu, Signore, ritornerai a prendere la tua Chiesa. Grazie, Signore. Come abbiamo potuto leggere anche in Giovanni, al capitolo 14, Signore, grazie, perché gli hai detto: il vostro cuore non sia turbato. Abbiate fede in Dio, abbiate fede anche in me. Io vado a prepararvi un luogo. Gloria a Dio. Signore, grazie per il luogo che tu ci hai preparato, perché vivremo con te per l'eternità. Grazie, Signore, per la vita che tu ci hai donato. Grazie che hai sparso il tuo sangue, Gesù, per ognuno di noi. Grazie, Spirito Santo, che continua a parlare alle nostre vite. Fa che possiamo veramente avere un'intimità con il Figlio, con il Padre e con te. Che possiamo ascoltare sempre di più la tua voce. Che possiamo imparare ad essere dei cristiani come a te piace. Signore, ti prego nel nome di Gesù, che ogni indottrinamento che è stato messo dall'uomo nella nostra vita sia cancellato nel nome di Gesù. Che possiamo avere un solo insegnante, lo Spirito Santo, quello che realmente ci fa comprendere, quello che ci rivela il Padre, quello che ci rivela l'amore di Cristo, quello che ci rivela lo Spirito tuo Santo, Signore. Grazie, Padre. Benedici il nostro stare insieme, Signore, sempre di più. Che possiamo amarci sempre di più, che questa Chiesa possa emanare il profumo tuo. Signore, grazie. E per il restante di questa giornata chiediamo, Signore, la tua protezione. Chiediamo, Signore, che tu possa ancora parlare ai nostri cuori, che possiamo analizzare il messaggio del Vangelo questa mattina, che ognuno di noi possa riflettere su quello che tu questa mattina hai voluto dire ad ognuno di noi, che possiamo prenderci del tempo per stare con te, perché la cosa più importante è amare te. La cosa più importante è conoscere te, la cosa più importante è servire te. Grazie, Padre, nel nome di Gesù. Amen. Gloria a Dio. Dio ci benedica, fratelli. Buona domenica a tutti quanti voi.